Eccolo i cani che hanno aggredito un 83enne padovana all'interno della sua abitazione di Mortise nella periferia di Padova. I cani, che in realtà sono 8, sono stati prelevati dalle autorità veterinarie e portati via dall'appartamento. Un'operazione che si è protratta per un paio d'ore e ha visto impegnati i carabinieri, la polizia provinciale e i veterinari dell'ULSS. La prima ad uscire è stata Kira, che è stata anche offerta in regalo su un sito di commercio online. Un'operazione portata a termine in sicurezza con gli animali trasferiti nelle strutture veterinarie in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione sulla loro sorte. Intanto sul fronte giudiziario risulta indagata la figlia dell'83enne per lesioni colpose gravissime e malgoverno di animali. C'è infatti da chiarire la dinamica e che cosa abbia fatto scattare l'aggressione che pare si sia consumata quando la postina ha suonato il campanello, sentendo poi lei stessa le grida della vittima lanciando l'allarme. L'anziana, che ha subito lesioni gravissime e che ha perso entrambe le braccia ed è ancora ricoverata in ospedale, era stata soccorsa dai carabinieri di Padova che, entrati nell'appartamento, hanno trovato la donna a terra, priva di sensi, hanno allontanato i cani e chiamato subito i soccorsi. Trasportata d'urgenza in ospedale, ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. Tra le ipotesi che stanno serpeggiando in queste ore anche la possibilità che nell'appartamento ci fosse un allevamento abusivo di cani.